Pronti? 1, 2, 3. Buono il segnale con Zingaro Gad veloce a prendere la testa nei confronti di Zemellino. Terza posizione Vaumar. Subito Zingaro Gad velocissimo fra i nastri, come del resto Zemellino, i due prima e seconda posizione dopo i primi 200 in 15. Terza posizione Vaumar, altro specialista con questo tipo di partenze che precede Helios Ciak SM, e quindi Endrigo che è stato il più sollecito del secondo nastro e precede Certezza Grim che invece ovviamente col numero 1 ha avuto qualche difficoltà e si ritrova quindi in sesta posizione. Intanto vediamo dalle retrovie il tentativo di Capitano P di risalire, 46,8 i 600. Capitano P viene via in terza ruota, evitando così gli anticipi degli avversari. Capitano P con un solo spunto si porta su Zingaro Gad che prova a replicare, ma Capitano mette in campo numero 1 Certezza Grim parziale sconfitto. decisamente superiore e passa a condurre quindi. In 800 metri Capitano si è portato a condurre, guida dopo 1 chilometro in 1:17,4, ora davanti alle tribune Capitano P leader, Zingaro Gad in scia, all'esterno si impegna Endrigo, mentre più indietro c'è Di Luca Mo che però concede ancora parecchie lunghezze ai primi. Intanto parziale in 14,3 davanti alle tribune, con Capitano e Zingaro alle prese, a contatto Zingaro Gad. Capitano in vantaggio, Endrigo all'esterno, Zingaro alla corda, ancora un parziale in 14,7 e ora accelera nuovamente il battistrada mettendo in difficoltà Endrigo, o cercando di farlo perché Endrigo è ancora all'esterno di Zingaro Gad e lo sta sopravanzando, ma intanto Capitano P ha guadagnato un'altra lunghezza. E così è Di Luca Mo che prova a spostare. Capitano P nettamente in vantaggio all'ingresso in retta d'arrivo. Capitano P ai 100 finali, a non meno di 20 metri di margine sui rivali e quindi conferma già il buon rientro. Oggi venuto decisamente avanti di condizioni, viene a vincere per distacco. Di Luca Mo è buon secondo, mentre per il terzo Vaumar, Helios Ciak SM riesce a prevalere sugli altri. 29,2 penultimo quarto. E prima c'era un 28,9, 30,5 tanto è bastato a Capitano P per chiudere in scioltezza la partita e vincere nettamente. Otello Zorzetto in sediolo che ha guidato con estrema fiducia per conto di Fausto Barelli e della scuderia Filomena Calesso.